per fatto personale, impudicamente, una volta e poi basta. E dunque, per fatto personale, per favore, non chiamateci guerrieri. Non abusate con la magniloquenza del sta lottando, ha lottato come un leone. Non gonfiate il petto con il non arrendersi mai, rivolto a chi si aggrappa con tutte le sue forze alla speranza che il cancro non prenda il sopravvento. Così, bellicosi come apparite, non ci fate del bene, non ci incoraggiate, anzi, aggiungete angoscia ad angoscia. Morire sarebbe una resa. Soccombere significa non aver guerreggiato bene. Dove si sbaglia? Che tattica avremmo dovuto usare? Forse al dolore bisogna aggiungere l'umiliazione di una battaglia campale condotta male. Sappiate che soffrire per scacciare l'ospite indesiderato, come lo chiamava con una sensibilità che ancora mi commuove Gianluca Vialli, non è come nel settimo sigillo di Ingmar Bergman, dove Max von Sydow gioca a scacchi con la morte. E se sbagli la mossa del cavallo, allora meriti la sconfitta definitiva. Il cancro ha fatto scacco matto. La guerra contro il cancro è piuttosto una sequenza di notti insonni, di paura quando entri nel tubo della risonanza magnetica o dell'attack, di terrore di guardare negli occhi chi ti ha appena fatto un esame, di gioia se quegli occhi esprimono soddisfazione. Un altro ostacolo superato, tra un po' ne arriverà un altro. Una guerra fatta di attese, sofferenze, sono i farmaci, debolezza. E dove sai che la tua volontà è importante, ma non è l'arma determinante, e che invece degli squilli di tromba di chi ti esorta a fare il gladiatore, chi si sta impegnando allo spasimo per uscirne vivo avrebbe bisogno di affetto, di vicinanza, di attenzione, di ascolto, di non essere lasciato solo, di vita. E ha bisogno di oncologi che sono sempre più bravi, della scienza che ha messo a punto e continua a mettere a punto cure sempre più efficaci, sempre più plurali. La guerra la fa una ricerca condotta da eroi e spesso trascurata da chi in mano ha le redini dell'autorità pubblica. Lo dico per fatto personale, scusate l'impudicizia, ma non ne potevo più. Grazie a P.G. Battista, grande giornalista italiano che ha scritto queste parole, e grazie a Paolo Fresu che le ha accompagnate con la sua forza gentile. Paolo, tu parli con la tua musica, ma hai sempre amato scrivere testi, poesie, appunti. La musica l'hai scelta tu, dopo aver letto questo testo. Che suono hanno, secondo te, queste parole? Hanno il suono del silenzio, credo, perché le parole sono così forti che non necessitano di fatto di una musica, ma qualora questa debba esserci, può essere una musica molto sottile, quasi pensata in punta di labbra, in punta di pensiero, qualcosa di particolare. Quindi quello ho provato a fare ascoltandoti e sentendoti. Hai detto che ti commuovi quando qualcuno si sveglia triste e cambia umore grazie alla musica. Capita anche a te? Capita anche a me e capita che ci sia ogni tanto qualcuno che scrive ascolto la tua musica e mi fa stare bene. Stamattina mi sono svegliato che non stavo bene, poi ho sentito un tuo brano e la vita ha iniziato a sorridere. Beh, questa è una cosa pazzesca, soprattutto dopo questi anni di grande silenzio. Per quanto il silenzio sia importante, dimostra quanto noi possiamo essere preziosi per gli altri. Come fa la musica a migliorare il mondo? Io penso che migliori il mondo tutto quello che è bello, tutto quello che si pensa in positivo. La musica è una delle tante cose e sicuramente senza la musica non si può vivere, questo è vero. Non c'è niente che può risolvere i problemi del mondo, ma ogni cosa può servire a migliorarla, certo. Stasera sei corso via dopo aver suonato a teatro col tuo nuovo spettacolo Tango Macondo, in cui sei in scena insieme a Ugo Di Ghero con la regia di Giorgio Gaglione. Che cos'è per te la passione? La passione è ovviamente un'emozione, ma è anche un racconto. Credo che ci sia passione raccontando se stessi, raccontando gli altri, raccontando i nostri viaggi, i nostri sogni. Quando non c'è più passione non c'è più voglia di scoprire, quindi passione per me è soprattutto scoperta. Grazie Paolo di aver corso per noi. Paolo Fresu, grazie mille, grazie.